sta cosa fa che danno vuoi, ma metami! Siamo circondati! Valentia, bella Valentia, boh. Valentia, manna Valentia, boh. Bella Valentia, mamma, mamma mia. Bella Valentia, boh. Ana molto nugardo, Valentia, bella Valentia, boh. l'hanno fatto soffrire, Valentia, manna Valentia, boh. che gli han segato Paris, Paris tutto il tuo salchile, Valentia, bella Valentia, boh. e t'ha fatto sugato, lo deppe bocchire, non ha fatto nulla, che gusto ha fatto, Valentia, bella Valentia, boh. non attento coraggio, Valentia, manna Valentia, boh. di arrangiare, consumere del sugato, Valentia, bella Valentia, boh. gustosa pento, no, non son sentimento, né valentia. Valentia, bella Valentia, boh. Valentia, manna Valentia, boh. Bella Valentia, mamma, mamma mia. Bella Valentia, boh. Ana lutto un po', cussionato Lozano zezzo Paris, Aristotto tuo fuochile, non danne che su logo, voluto per bruciare, non ha fatto nulla. Valentia, bella Valentia, Oh, boh. bella Valentia, Manna Valentia, boh. Bella Valentia, mamma, mamma mia. Bella Valentia, boh. gustosa pento, no, non su sentimento, né valentia. Carissimi orgoffanti, buongiorno. Un po' frastornati quanto è successo. Bisogna rimettere in forza il coraggio, sorridere, cercare di sorridere, lecandoci un po' le ferite. Ebbene, in tutta questa tragedia qualcosa ci fa trovare la speranza. Ci fa trovare la speranza per farci capire che il mondo è fatto di belle e cattive e brutte cose. In mezzo a tutto quello che può essere la tragedia sboccia qualcosa. Il fatto di vedere che due cani, due maremmani, vista la situazione, prendono il gregge e lo conducono all'entrata del paese, dove la gente rimane sbigottita per questa mossa di cuore, una mossa d'amore, sia verso loro, verso le pecore, ma verso il pastore, verso dove loro lavoravano e lavorano tuttora, perché è la loro casa, perché tutto quello che a loro stava intorno è la loro vita, la loro forza di vivere, la forza di stare. Scusate, sono un po' emozionato perché questa cosa a me mi ha fatto veramente, sì, me la sono sentita addosso, perché mi ha ricordato una cagnetta che io adesso non ho più, perché è morta. Mila si chiamava. Allora Mila un giorno, durante la lite di altri due cani che si stavano per scannare, l'uno cercava di uccidere l'altro, lei venne di corsa facendo circa 200 metri e mordendomi al pantalone mi tirava per farmi capire che stava succedendo qualcosa di brutto. E io ho capito e sono andato e sono riuscito a separare i due cani. Quindi questo per farci mettere in cuore che
Quando abbiamo un animale dobbiamo trattarlo come se fosse uno della famiglia. Hanno dato modo di capire col loro coraggio che qualcosa si poteva fare e loro l'hanno fatto, dimostrandoci quello che hanno dimostrato. Voi immaginatevi questi due cani belli, a parte la loro bellezza, il coraggio, la volontà, il capire, l'intuito, la forza dell'animo di due animali che hanno salvato questo gregge, riportandolo in salvo, riportandolo a casa, dove c'era il padrone che non credeva ai suoi occhi, ma probabilmente il padrone lo sapeva e si poteva fidare di loro due, mentre probabilmente il padrone è scappato per paura. I cani piano piano hanno riportato il gregge alla loro dimora. Quindi dobbiamo avere la forza anche noi di reagire dove non siamo riusciti in quel momento perché giustamente le fiamme erano talmente alte, talmente impossibili da scavalcare. Né aerei, né elicotteri, né persone, mezzi. Era tutto un contorno per mantenere, insomma, per vegliare questo disastro, ma sicuramente non si poteva fare niente altro. A me è capitato di stare davanti a un fuoco che non puoi combattere. Quante volte è capitato a me di stare in strada camminando con la moto o con la macchina, fermarmi perché c'è un piccolo incendio che sta iniziando e riuscire a spegnerlo molte volte. Molte volte riuscivo a spegnerlo. Partiva così, non si sa perché. Io arrivavo in questo punto dove il fuoco aveva già iniziato e se era piccolo riuscivo a spegnerlo, ma c'erano delle volte che tu spegnevi qua e si accendeva da un'altra parte. E quindi mi era capitato proprio anche nei periodi che non c'era il telefonino. Col telefonino poi qualcosa siamo riusciti a salvare, sia io che altri, perché non stiamo davanti a un incendio, nessuno si ferma. E io so che non c'è nessuno che va a mettere un fiammifero per divertimento. Non ci credo. Non ci credo nel modo più assoluto. E tornando a quel monte di Bonarcado, al Montiferru, dove tutto è ormai in cenere, hanno fatto vedere questo albero secolare che di oltre 1000 anni, che si è incenerito. Ecco, quell'albero si sarebbe potuto salvare se, anziché guardarlo, solo guardarlo, avremmo fatto lo spazio intorno a lui per tenere lontano le fronde di altri alberi in caso di incendio. L'avremmo potuto salvare. Ecco, quindi io do un consiglio così, anche a casa vostra. Se siete in una casa in campagna, fate uno spazio intorno alla casa vostra dove la casa e i vostri averi non vengano attaccati in caso di fuoco. Parlando di Bonarcado, un'altra cosa che va all'occhio e all'animo delle persone è vedere che la cappella della Madonna di Bonacattu è intatta. In mezzo a tutto quel disastro, la cappella è rimasta intatta. Questo per farci capire che non ci dobbiamo arrendere. Parlo per i credenti, parlo anche per quelli che credono di non credere, perché siamo tutti collegati a una mano dall'alto. Tutti abbiamo un pensiero che ci collega a un qualcosa che non vediamo e che la maggior parte delle persone sentono. Parlo di quella spiritualità che ci avvolge e che ci dà quel pensiero, quel dubbio di sapere che noi siamo vivi perché. Perché siamo qui? Non ci abbiamo mai pensato. Siamo qui perché non perché dobbiamo soffrire,
Le sofferenze molte volte ce le inculchiamo noi nella testa, ce le inventiamo le sofferenze. Dobbiamo capire che stiamo andando incontro a una vita moderna, una vita dove abbiamo allungato la nostra vita, dove abbiamo inventato le medicine, abbiamo inventato i veleni, abbiamo inventato tutto. Per cui se oggi la vita è più lunga, molte volte trova anche l'inciampo. Quando non c'erano le medicine, la nostra vita era breve. Io ricordo da bambino tutte le persone che erano dell'età di mio padre per me erano vecchi. Io ricordo che raccontavo una barzelletta quando avevo 18 anni e dicevo c'era uno vecchio che aveva 30 anni. Oh, poi me lo sono risentito e da qui sono impazzito. Ero pazzo in quel giorno, in quel tempo lì. No, i tempi erano quelli. Quindi la vita che stiamo vivendo oggi è una vita molto agiata per alcune cose, ma siamo troppo distratti da tutto quello che esplode giorno per giorno nella modernità, nell'intelligenza, nel web, in tutte queste cose e ci distraiamo facilmente e non pensiamo a tutto quello che ci può succedere per le nostre distrazioni. Quindi tornando alla cappella della Madonna di Buonaccato, lei è rimasta intatta. Mettiamoci una mano sulla coscienza, facciamoci la croce e recitiamo anche una preghiera che ci fa bene, ci aiuta a superare quei momenti di solitudine, momenti di disperazione. C'è sempre, ripeto, una mano dall'alto che ci protegge. Carissimi Orgofans, vi ringrazio per l'attenzione e ricordatevi, amate gli animali, amate tutto ciò che vi sta intorno, le persone, le cose, le piante, l'acqua, il respiro. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Ciao.